quanto pare l'IVA non dovrebbe aumentare. Infatti, secondo quanto detto ultimamente da esponenti del governo e del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, in un'intervista rilasciata a scuola.net, ha detto che l'IVA non aumenterebbe. Ma rimane comunque il dubbio di come recuperare questi 23 miliardi di euro necessari alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Questi 23 miliardi si possono dividere in due tronconi. 16 verranno direttamente da tasse nuove o incrementate, 7 miliardi dalla lotta all'evasione fiscale. Ma ritorniamo all'aumento delle tasse. L'aumento delle tasse riguarderà le tasse sugli aerei, che sono già tra le più alte, e riguarderà anche le tasse sui beni catastali. Tra l'aggiunta invece delle nuove tasse è stata avanzata dai 5 Stelle la proposta delle tasse sulle merendine, cioè per evitare lo spreco di plastica. Probabilmente sarebbe stata accolta meglio se fosse stata proposta con l'intento di ridurre l'obesità infantile. Un'altra cosa su cui il governo è stato sincero, ma non del tutto, sono sulle accise non aumenteranno. Come risolvere il problema del reperire comunque denaro? Attraverso l'aggiunta di una nuova tassa sul gasolio. Quindi è un girare intorno al problema, non a risolvere un problema già esistente. Per combattere l'evasione, inoltre, il Movimento 5 Stelle ha proposto un maggiore utilizzo di carte di credito e bancomat. Ma facciamo un piccolo ragionamento. Se un minorenne, che quindi nella maggior parte dei casi e spesso anche nei primi anni della maggiore età, non possiede un conto corrente, come fa? Innanzitutto dovrebbe chiedere ai genitori oppure dovrebbe spendere soldi per crearsi un nuovo suo. Ma nel caso in cui avesse già un conto corrente, questo per le spese superiori ai 5 euro deve pagare comunque le commissioni alle banche. Qui si sviluppano però due scenari. Ad esempio, se da un piccolo commerciante voglio acquistare un bene che costi superi i 5 euro, o il commerciante a rimetterci o sono io a pagare di più. Il perché è presto spiegato, e cioè se un commerciante che vende un oggetto a 10 euro e io voglio comprare quel determinato bene a 10 euro, o il commerciante guadagna di meno perché ci sono appunto le commissioni, o il commerciante per guadagnare sempre 10 euro deve aumentare il prezzo, così che siano i cittadini a pagare di più. In modo tale sono sempre le banche a guadagnarci e sono sempre i cittadini e i piccoli commercianti onesti a guadagnare sempre meno. In conclusione, doveva essere il governo del cambiamento, invece stanno cambiando solo le proposte di legge per le quali sono stati votati. Io ti ricordo che se il video ti è piaciuto metti mi piace, se il video non ti è piaciuto commenta il perché. Noi la nostra redazione ti risponderà al più presto. Per ulteriori informazioni puoi visitare il sito www.veroneconomia.it. Io sono Emanuele Zummerle, un saluto e a presto.